Buondì e bentornati con la trasmissione per Furlan di Telemare. Voi siete la sede dell'Associazione Culturale Fara, di Fara, e vi do i presenti sospis, che sono Renzo Medeossi, che è il mio vicepresidente Palgurisan della Società Filologica Furlana, che ringrazio di lì, e dopo abbiamo Maurizio Fabbro, che è appunto il presidente dell'Associazione Culturale Fara e è stato anche sindaco di Fara dal 90 al 2009. E sin lì per parlare di una persona che non è più, purtroppo è manciata che sono pochi settimane, e che è stata una lavoro importante per la cultura furlana dal Gurisan e di tutto il Friuli, che è la maestra Anna Bombic, o Anna di Fara come che si firmava dai suoi scritti. E appunto avviene con i nostri ospiti che nos partono una testimonianza personale, anzi per fare qualche riflessione più in generale su sé che è stato il suo contributo in tutti questi anni da sua lunga vita, e anche se che vuol dire ve la perduta come tutto in un colpo che ero sempre abituato a vela con noi. Allora attaccheresti subito con il signor Medeossi, che aveva il gusto di lei un scritto come prima roba, no? Mi pare. Anche cominciare con scritti, io prima di tutto vi dico che per la filologica è una perdita veramente importante. Di tanti anni era un riferimento per tutto il Friuli di Gincurisan, e lui ha fatto con intelligenza, con vivacità, sempre positiva, direi sì. Mi ha vissuto il suo semestre sia dal suo lavoro sia dalla vita. Un esempio quindi perduce, un esempio che non sarà facile citare un'altra, però una testimonianza a cui può induce fare riferimento e c'è il coraggio e la forza di continuare a fare la Furlan, di insegnare il Furlan anche alle nuove generazioni, che è la sua testimonianza, la sua eredità lechista, ecco. Non ha paura di fare la Furlan e la sua vita lo dimostra. È stata anche una poetessa, una scrittrice brillante, quindi il Furlan non è stato di ostacolo al suo essere in piccolo un intellettuale importante nei nostri territori. Una persona sempre serena, anche una figura di cristiana di tutto rispetto. Ecco, pensi che in che senso la sua lirica, la sua poesia, io ti spieti, se di ben la illumini ben. Una scritta pubblicata su Voce Isantina dal 1990, che dopo è avuto anche musicata prima di Licio Venezio Breganta al 90 volte e dopo dal maestri Don Stanco Ierizio dal 2004. Si chiama Io ti spieti, Signor, come la luce al crica dal dì. Io ti spieti tal sidin con l'anima di frutto. Entra tal mio cor, Signor, non sta intardati. Ecco, pensi che questa sua serenità, questa sua appunto attesa ma serena, ecco, dalla morte, dal Signore, è di una delle robe che più ecco, colpiva la sua figura, ecco, proprio in serenità e positività, ecco. Sì, dopo lei, parole del genere, subito insomma, in questi giornate che parla che l'anda conosciuta, c'ha perduto un altro significato, sin di significato nuovo, no? Perché vela con no, allora una roba come che non è più, insomma, alle altre. Allora, come passeresti anche al signor Fabbro, che appunto è concittadino da signora Bombic, anzi per tanto tempo appunto come sindaco era sempre presente in tutte le manifestazioni, mi pare che non si perdeva neanche una delle sue possibilità, quindi insomma ora si domandai appunto una testimonianza di sé che l'estate per cittadina di Fara, insomma, e come se che si presenta la situazione a novella più. Se ha perduto Fara con lei.
Beh, con fare il prodotto tantissimo. Noi la consideravi la memoria storica, no? Della nostra comunità. È stata una femmina eccezionale. Innanzitutto sprizzava serenità, come che è stato ricordato poco fa, gioia, giovinezza. Le è morta a quasi 94 anni, però ieri era giovine. Difatti, giustamente le state detto inglesi al del funerale che si è giovine, fino anche si decide di essi. Ieri ha deciso di essere giovine. E era giovine non solo fisicamente, che penso che la Signore ha dato la fortuna di essere sempre arzilla e in buona salute, ma era giovine dentro. Per esempio, gli diceva, se si sente un frutto inglese che disturba, non stin darsi di maraviglia, è una bella roba, perché è un frutto che è nasciuto, che va in inglese, che deve crescere e che naturalmente non può essere lì insenagolato come noi altri che siamo adulti. Oppure diceva, se si vede due morsos senza giovani che si bussino, non stai scandalizzavi, le bellissime, le la morca nas. Questa era l'Anna Bombis, no? E naturalmente è sempre stata presente a tutte le nostre manifestazioni del comune, ma dalla comunità in genere, dai donatori di sangue, ai tornei dei Borgs, a tutte le conferenze che si facevano. È stata vivissima in nascita dal museo della civiltà contadina friulana di Farra e ha partecipato a diverse iniziative, è sempre stata presente, ha fatto le sue pubblicazioni, le chiesette, dopo le messe stagioni, il comune ha anche contribuito alla stampa e ristampa di questi volumi, anche col contributo da Cassa Rurale Artigiana dell'Uzionis Fare Capriva. Quindi è stata una persona che ha insegnato a essi giovani, a essi fiduciosi nell'avvenire, avere voglia di vivere e a rispettarsi l'un l'altro, e ha sempre rispettato tutti. E non ha mai avuto momenti di, almeno in modo palese, di difficoltà o di contrasto nei confronti di qualcuno. E ha sempre giustificato qualsiasi, anzi se poteva essere una specie di sgarbo oppure un altro che non l'aveva detto, e lo ha sempre giustificato, no? Poi è stata una studiosa non solo della nostra lingua furlana, che anzi ha insegnato all'università della terza età, non solo per aver partecipato alla filologica, che era per l'Isontino un punto, come che è stato ricordato, indubbiamente di riferimento, ma anche ha lavorato per una ricerca storica continua di queste nostre comunità, non solo di Fara. E difatti, qua che prima vi ho detto che la consideravi una memoria storica, rideva di questo e diceva però è vera. però è vera, no? E infatti si rivolgeva a ie per tutti gli robis che dovevano dire, no, altri se era particolare potevano anche sfuggire, no? E non sfuggiva a noi perché era tutto memorizzato in tal ciaff, no? Dopo ha lavorato, ha scritto tantissimo, io stava su fino alle 3 di mattina a scrivere, il domani di volte era solo il giornale, no? Aveva avuto indubbiamente i suoi momenti di riposo, no? Però era attivissima. Dopo, per esempio, io sia come sindaco e anche come questa associazione che coordina in qualche maniera, organizzi GITIS Paint, e io partecipava fin quando poteva, partecipava sempre e era di una allegria
e si documentava prima di arrivare dai posti dove si lava, si documentava e qualche volta sapeva pliare da guida che ne guidava, no? Ecco, dopo alla fine di ogni viaggio che si faceva, io doveva dire per Audis. Allora io ero sentato davanti e sentivi sui passi che arrivavano in corriera, io si sentava, io si passava il microfono e io prima di tutto ringraziava il sindaco. Lui mi ha sempre ringraziato, no? Perché metteva in evidenza il fatto che di organizzare una roba del genere, oltre a dargli un aspetto culturale alla manifestazione, quindi al viaggio, era un mood per tenere insieme e aggregare la int, quindi imparare a stare assieme tra persone senza diversi. E quindi faceva la gli diceva gli sodos per Aulis, facendo un lieve riassunto di tutto il che avevano veduto, anche con punte spiccate in qualche roba che si aveva veduto, e dopo traeva le sue conclusioni sempre positive. È stata una bella persona, Lana Bombis. Poi sapeva scherzare. Io mi ricordo per esempio che sui lati veniva insieme voto Morgan con me che era insieme piccolo e quindi aveva il seggiolino per partarlo, perché altrimenti non arrivava a camminare tutte le strade che facevano. E a un certo punto il seggiolino si è risvegliato e era straca e si è sentato e era piccola e quindi stava bene sul seggiolino e la ving tirata e lì infatti anche diversi ridadi e stava a chi scherzo. Dopo per esempio faceva il soggiorno montano a Fiera di Primiero e ha partecipato quasi sempre solo di Urban Science, che dopo plan plan di Robis si studi anche soldi, prima si esplodi e dopo plan plan si studi e ha partecipato sempre e era una camminatrice eccezionale, no? E quindi dovevi correre per stare da ora so pass e anche lì si documentava e gli diceva questa montagna, calci questa, cavi un quadro che lo vincono altri safara, no? E quindi era sempre era questa una Bombis, ecco. Sì, al da di pensare appunto al fatto che una persona così piccola, così, no, sì, appunto, insomma, di dimensioni piccole, senza, insomma, non forte, aveva di là, però aveva una grande forza intellettuale che la portava appunto a essere forte come resistenza, ad esempio, no? Era indubbiamente forte dentro, particolarmente dentro, ma ha avuto la fortuna di essere forte anche fisicamente. Non dava tregua a se stessa e agli altri come movimento e come masenà lavoro. Era un vulcano questa femmina. A fare mancerà improvvisamente e le morta come che io aveva morire. Praticamente senza mal, senza stata lieta, senza lavorare fino alla fine, no? Anzi se ultimamente gli anni cominciavano a pesare, no? Però non si vedevano, pesavano dentro, ma non si vedevano, perché era sempre di cosa e sgambettava. Dopo è stata, come è stato ricordato, una femmina di grande fede e di grande esempio, di fede e quindi di grande esempio. Io non ho mangiato mai a una messa, a una funzione, a un rosario, a una fiesta di iglesia e dopo sapeva cantava che era come un usignol e qualche volta cantava solo in inglese perché forse non tutti arrivavano a stagi d'oro, no? Era una femmina eccezionale, mancerà tanto. Sì, lei è stato un esempio di cittadinanza attiva, come che si chiama, no? Cioè, no, dove
sta in un puesto, in un paese, ma in generale per la comunità tanto più grande, sento che il suo contributo è stato importante, non dove per fare, no? Ma appunto di non dove sta in un paese, ma di vivi, no? Ognuno ha la sua famiglia di sangue e dopo ha una famiglia più grande che è il paese e dopo c'è di più, no? Che è la cultura del paese dove tu sei nato. E lei è stata una studiosa, ma anche una che ha contribuito col so. E noi altri come Telemare abbiamo questi testimoni da so forza e da so giovinezza perché penso che siamo stati gli ultimi a avere l'onore di intervistarla e non si è detto, nonostante appunto l'età, i limiti che aveva appunto per la sua età, per la sua condizione. E nos diceva sì, come hai provato come a attaccare a scrivere anche per poesie spartaliane? È più facile. Come si riancia di scrivere spartaliane? Hai cominciato a scrivere poesie spartaliane. Nel senso, no, non si dava mai per finita, no? Al manco lì l'Aranza Mondi una risultiva, biela proprio viva, e alla fine un po' 2 mesi fa, insomma, non è tanto in da ora, non siamo una persona che si sentiva insomma, in dov'è e si sentiva insomma, ispirata a fare dal so, insomma, da cultura. Così. Sì, e va detta insomma una roba che non è il caso di evitarla, si può tranquillamente dire, e ha anzi avuto grandissime amarezze familiari, amarezze molto forti, grandi, e egli ha sopportato con uno stile incomparabile, e ha sopportato e ha l'ottanza di porre rimedio alle difficoltà che questi amarezzi vengono creati, senza fare mai pesare su nessuno. Ecco, chi va detto. Sì, forse è un tratto comune, no, dei artisti, di avere un grande mal dentro e di dare la strada dal scritto, da ars in generale. L'importanza che ha avuto la cultura del furlana, dal Gorisan, che è una di queste grandi mosaiche dal Gorisan e dal Friul, che è appunto sior di espressioni differenti e come che noi e lui noi altri il toc furlan di queste mosaiche è un po' più pur, però senza dire che è stato un sprone come noi altri che siamo qui si molto indovino lei la sua esperienza di vita si può dire ragionare per ora se idee si possono tirare fuori. Io penso che la roba principale è stata associata da Maurizio Olè, il fatto che non ha sempre saputo portare le robe positivamente, non si è mai lasciato scappare né da vicende di famiglia difficili né dal fatto di polemiche che possono venire fuori per tanti motivi, penso anche all'interno dalla lingua, da cultura furlana o dalle vicende che hanno in queste comunità. Io ho sempre battuto duro sul presentarsi, sul portare le sue idee, sul portare il suo contributo di cittadina, prima di tutto, essere attiva, pronta, di favelare il furlan e non lasciarsi ciappare la mano dagli modi dal momento. Pensi che chi sia la sua eredità principale, cioè il fatto che una persona di cultura così viva non vedi mai mollato di sua adressa, vedi sempre salutato ben anche per l'italiano, vedi però portato in davanti il furlan e le chiste quel che non si lascia. Purtroppo vedi, di un po' di anni, la cultura locale, ma tutto quel che può essere di nestri radris è un po' che che è sotto attacco, come si dice. Allora bisogna recuperare questa
serenità e questa forza da mestra Bombic. Ecco. Ma a Rilenga bisogna partare avanti, non si può fare anche l'inglese, anche gli altri lingue, ma la prima, la Marilenga, questo è un dovere, non dici soltanto un piacere, ma un dovere per la madre, perché si impara con i primi parole che si pronuncia. Pensi a un'altra persona importante da nostri tiaris che non si è lasciato, sono quindi Sainz, Celso Macor, lui si aveva mettuto a scrivere in Furlan, dopo dal terremoto in particolare, pensando che il terremoto avesse dato una buona ruccata, si diceva, anche alla cultura nostra. Non vedeva male, noi era una preoccupazione che aveva avuto anche il padre David Maria Turoldo, per via del terremoto, perché qui soli, con il movimento, si dice col progresso, ecco, con quei teams che vengono in davanti, la roba che non coventa, no, e Furlan sì, noi ha attrattivi, no? Onde si impara in inglese, dopo si rimonta, magari Fevelli sloveno, dopo rilancia di là, o il tedesco, e il Furlan effettivamente sono soldi torradris, no? Allora io invece ferma di quando che leva a scuola durante il fascismo fin quando che è morta e ha portato questa sua testimonianza e chi pensi che sia di la sua eredità parte in davanti la mia idea, la mia lingua, la mia cultura che come tal fevelà dal sindaco non è solo la lingua e la cultura ma è anche la storia del paese in da che sei tu, in da che vivi tu, attenzione la stessa che aveva Parfara che portava anche la vicingita a Serino, sai, in altre località. Il mood di Viodi era sempre quel, cioè il partì dal puest, no? Quindi dalla sua lingua, dalla sua storia, di quel che la cultura, dal senso più grande dal fevelà, esprime di una tiara, no? Quindi questa è la sua eredità e questa è altri dove si ridice in particolare le nuove generazioni, ma diseresi anche che generazioni che in assusta dopo la seconda guerra mondiale fino agli anni 60 che il Furlan lo sanno anche mo e che magari dopo quei fioi o quei nevos forse un po' si sono dismentati di insegnarlo. Ecco lì non è mai tempiardozzi, poi continuare perché quelli sono i nostri radris e nos danno modo di clamino distinguersi, ecco. Senza venuia contro, ecco, l'esempio dalla Anna, da mestra Anna, è così perfetta, ecco. Soi tal mies di duc, ma con la memusa. Ecco. Sì, l'importanza di ve alc di unica di sior come che può essere la lingua e la cultura furlana che è un ben culturale immateriale che però ha lo stesso valore che può avere un ben culturale che si toccia, anzi più forse, perché alle vive, nel senso che non resta mai compagno, cambia dai secoli e ognuno può zontare e ognuno ha il piartalc in ogni passaggio. Allora, abbiamo detto, appunto, lui ha detto che la cultura furlana è difficile anche ogni tanto mettersi d'accordo, no? È una caratteristica dei furlans. Però magari vediamo l'esempio che ha dato Anna Bombic, considera così importanti questi robis, nel senso che sono più grandi di no, e non vengono di partalis da tomba con no, nel senso, anzi il fatto di non insegnare il furlan è un piccolo cramming, anzi tanto piccolo perché è una roba che viene di troppe generazioni d'ordine e perseguono di farla morire con no altri. Di fatto non è questo il caso di Anna Bombic, sicuramente no altri possono ragionare su quel che non si è lasciato, perché non si è lasciato anche. E questa è appunto anche parte ai genitori come che ha detto lui, no? Che sia per scelta che anche per passività
o crodin di fa ben, no insegni, appunto, non dove la lingua forlana, ma non crodin che non covente di insegnare, di insegnarsi a spies della nostra cultura, che non è dove la lingua. Non si è ad imparare, secondo me, dove le robe che, appunto, che sono funzionali in DDV, ma che sono l'eredità, i materiali che avvengono in questo paese, perché è una roba unica di questo paese. Allora magari anche su questo aspetto vorrei se una riflessione. Ma sì, una riflessione si può fare. Segna lasciati in sostanza la bombis. Ne ha lasciato alcuni robis. Per esempio, uareggi bene la vita. Uareggi bene la vita. Ve speranza. Ve anche tanta pazienza. Perché giù pazienza per raggiungere gli obiettivi che si pongono. E dopo, quello che gli ha insegnato particolarmente l'estate che di Tinidur e di mai dismentearsi da proprie radici, da propria storia, da proprie tradizioni. Perché sono una ricchezza, giustamente come che sempre diceva, ma come che non altri sapevano che è difficile tramandata. Allora diceva Medeossi poco fa, forse sbagliante sia scommettata casi italiani i frus, no? E magari dismenteant alc di Nestri, e che gli insegnava che si può lanciare a italiano, perché non ha mai fatto un groviglio di questi robe, è stata linearissima, poi era una maestra che ha insegnato italiano per 40 anni passati e quindi sapeva distinguere, no? Però ne ha insegnato a non dismentearsi da nostri ardis e lì naturalmente da nostra lingua, no? E ha lavorato per questo. Questo è un messaggio che ne lascia e che non altri non possono dismenteare, vengono raccogli e tramandano altri sloveni. Ecco, allora ringraziando il signor Fabro e il signor Medeossi di essere stati disponibili per portarci la loro esperienza, il loro punto di vista e il loro ricorso su Anna Bombic, si questa puntata con un scritto di Anna Bombic, proprio che si intitola Preghiera dei ultimi May Days, quindi disegna lei sull'argomento, però disegna un messaggio positivo alla fine. Insomma, dicerà la tassa mia plena, come che ha detto il mio contratto Medeossi. E appunto, us ringraziamo di essere stati con noi e un pensiero va soprattutto ai familiari di Anna Bombic, che sono che sta piarita la partita più di 12 e noi anzi di telemare in dongia. Allora, a lui la parola. Preghiera per gli ultimi miei dis. Quando sarà l'ora per me, disierai voi per sempre. Quando gli sforzi mi verranno lasciati dal dut e avrai bisogno di che altri, portimi via la svelta con te, Signor. Non vares sei una spina, né un intric per di nessun. Tant plui se varai di penà e sospirat tant tempo a lung. In tal cas ti prei, Signor, fas che sul liet dei miei dolors io non sei una sbrundulona, contenta mai di noia. Fas che da me boccia venin fur sol che lauds e benedizions, par cui calmista dongia e con amor mi dà un aiuto.